Siamo qui con Stefania, la nostra guida di oggi in occasione della presentazione della campagna abbonamenti dell'Udinese, che con la sua spiegazione appassionata ci ha dato alcune informazioni sulle caratteristiche del tagliamento, ed è per questo che vogliamo chiedere alcune delucidazioni. Sì, allora ci troviamo a Ragogna, quindi siamo nel medio corso del tagliamento, siamo diciamo così a circa 35 chilometri più o meno in linea d'aria dal mare. Questo era un luogo molto importante per i viaggi, per le traversate, insomma era una strada antica molto importante fin dall'epoca preistorica e poi romana, che seguiva appunto il letto del tagliamento, il suo corso, anche per una strada un po' più breve per raggiungere il cosiddetto norico. Il tagliamento qui è nella sua porzione completamente naturale, quindi è completamente libero, e qui sulla rocca del castello di Ragogna è possibile ammirare quelli che sono le sue caratteristiche peculiari dei bracci intrecciati, e quindi il suo colore delle sue acque azzurre, verdi, sono molto cristalline, e questo cambiamento che lui ha costante, perché proprio appunto è libero, e in base alla portata d'acqua questi bracci si modificano, quindi un anno possono essere da una parte, possono essere dall'altra, e fa un disegno sempre diverso, e sempre ogni anno una scoperta, ogni piena diventa una scoperta, e è un microclima molto particolare, perché appunto qui si incontrano queste brezze salmastre del mare Adriatico con le correnti più fredde che vengono da nord-est, e quindi è un clima con un'umidità controllata, molto importante anche per, diciamo così, il territorio anche a livello economico, perché qui appunto sono i luoghi ideali per la stagionatura della carne. Quindi la bellezza del territorio è arricchita anche dal castello di Ragogna, sì, che è patrimonio appunto regionale, proprio perché la regione dopo il terremoto del 76 ha voluto ricostruire e rendere fruibile anche ai turisti questo bellissimo angolo di Friuli. Se ci puoi dare alcune indicazioni. È uno dei castelli più antichi del Friuli, ed era diciamo così, un luogo innanzitutto prevalentemente difensivo, perché proprio questo sperone di roccia staccato dal monte di Ragogna permette di controllare chi passa, chi guarda il fiume, chi lo attraversa, chi percorre le strade che lo costeggiano. Quindi era il luogo ideale per fare un appestamento difensivo, ed è molto antico perché dobbiamo basarci sui documenti, quindi la prima citazione è quella di Venanzio Fortunato, 565 d.C. Però sappiamo per certo, perché l'archeologia è quella che ci restituisce poi anche altre evidenze che magari i documenti, che si possono anche perdere purtroppo, non ci danno, e l'archeologia ci dice che è un luogo abitato sin dai tempi antichi, e appunto è legato al fiume e al controllo del guado, a chi attraversa, e ha un controllo su tutte quelle che sono gli assi viari, soprattutto romani, perché sono molto importanti. Non è isolato, è un castello sì che era inespugnabile, perché qui su questa roccia, con queste cinta murarie, era considerato inespugnabile, anche perché si doveva attraversare un ponte mobile, chiudersi dentro qui nel palazzo, nell'antico castrum, quindi di notte stavi al sicuro. La popolazione poteva trovare riparo durante le varie invasioni barbariche, dove non potevi rimanere qui ai piedi del castello alla mercé di quello che poteva accadere. E quindi è diciamo così, molto importante, proprio perché si innesca in un asse viario secondario ma fondamentale anche dall'epoca romana fino poi a quella più medievale, antica, insomma. Ringraziamo Stefania per la sua appassionata spiegazione. Invitiamo tutti i turisti a venire a visitare il castello di Ragogna e ammirare il paesaggio dall'alto. Grazie mille.